Il Parco Naturale delle Dolomiti Friulane è un'area protetta istituita nel 1996 come parco regionale. Entro i suoi confini si estende una vasta zona montuosa, nota per l'elevato grado di naturalità e inserita nella lista del patrimonio mondiale UNESCO. Questo territorio comprende luoghi di grande interesse geologico, ambientale e naturalistico, tutti visitabili attraverso una fitta rete di sentieri e un buon numero di casere e bivacchi. La mancanza di collegamenti stradali tra le grandi vallate, caratteristica quasi unica nell'ambito dell'arco alpino, rende il territorio del parco un vero e proprio paradiso per gli amanti dell'escursionismo naturalistico. L'incontro con la fauna selvatica, la presenza di una flora preziosa e l'esistenza di numerosi corsi d'acqua trasformano le visite a questo comprensorio protetto in emozioni uniche, che mutano con l'alternarsi delle stagioni. Numerosi siti di particolare interesse, come il celebre campanile di Val Montanaia, rivelano la natura dolomitica del territorio. Assieme a questi, il parco conserva anche testimonianze importanti legate ad epoche molto diverse, come la frana del Vajont o le antichissime impronte fossili di Casavento. Il parco vi aspetta per condurvi alla scoperta di questo incontaminato settore alpino, anche assieme alle tante guide che operano sul territorio e ai numerosi centri visite presenti in ogni paese del parco.